Apre il portale per procedere alla prenotazione e al pagamento della fase sperimentale del contributo d'accesso in vigore dal 3 aprile a Venezia. Le indicazioni per fruire delle esenzioni verranno comunque fornite dalla prossima settimana. Il contributo sarà pari a 5 euro per chi effettuerà il pagamento entro il quartultimo giorno antecedente la data d'ingresso, mentre sarà di 10 euro per chi corrisponderà l'importo nei 4 giorni precedenti l'accesso in città. L'obiettivo, spiega il Comune in una nota, è rafforzare il ricorso alla prenotazione anticipata per migliorare la capacità di gestione dei flussi turistici. Il contributo non sarà applicato alle isole minori individuate dal regolamento comunale e l'orario di applicazione sarà dalle 8:30 alle 16. Tra le categorie esenti sia dalla registrazione che dal pagamento del contributo sono stati inseriti i residenti in Veneto, oltre agli studenti anche pendolari frequentanti istituti che hanno sede nella città o nelle altre isole minori della laguna non residenti in Veneto. La sperimentazione prevede 60 giornate dal 3 al 6 aprile, dal 10 al 12, dal 17 al 19, dal 24 aprile al 3 maggio, dall'8 al 10 maggio, dal 15 al 17, dal 22 al 24 maggio, dal 29 maggio al 7 giugno, dal 12 al 14 giugno, dal 19 al 21, dal 26 al 28 giugno, dal 3 al 5 luglio, dal 10 al 12 luglio, dal 17 al 19 luglio e dal 24 al 26 luglio.